C'è grandissima attesa per la finale di Supercoppa europea. Il countdown verso il 13 agosto è già scattato e ora i tifosi londinesi del Tottenham, già a caccia di alloggi a Udine e dintorni da tempo, si sono aggiunti quelli parigini dopo la roboante vittoria sull'Inter in finale di Champions League. Anche loro sono all'opera per essere in Friuli poco prima di Ferragosto. Ironia della sorte, la sfida mette di fronte non solo due tra i migliori portieri italiani in circolazione, ma anche due tifoserie piuttosto calde e molto divise. Filo palestinese, quella del Paris Saint-Germain, di matrice ebraica, quella degli Spurs. Udine, dopo la delicata partita Italia-Israele con le nazionali, si trova di fronte a un'altra grande sfida per la sicurezza, anche se De Toni giustamente predica calma e fiducia. Vorrei ricordare che Udine, tra i vari motivi per cui è stata scelta per la finalissima della Supercoppa è perché durante la partita Italia-Israele non erano avvenuti incidenti. E questo motivo, che sembrava tra i più secondari, in realtà, visto il caso dove la proprietà del PSG è araba e il Tottenham nasce, per chi non lo sa, in un quartiere a forte presenza ebraica, perché ospitava tutti quanti gli ebrei che fuggivano dalle persecuzioni dell'Europa dell'Est, è fortemente, fortemente ispirata a valori ebraici. Quindi il rischio effettivo che le tifoserie si scontrino c'è, e quindi al prefetto Lione ieri, durante le manifestazioni del 2 giugno, ho ricordato la criticità della cosa, che ovviamente lui sapeva già, a maggior ragione sta già lavorando. Io sono molto fiducioso.